Visti gli articoli 533 e 535 del Codice di procedura penale, dichiara console Vincenzo colpevole degli altri reati allo stesso scritti. È ritenuta la continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche di cui l'articolo 62 bis Codice penale, equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. 4 anni di reclusione, 5 di interdizione dai pubblici uffici, una confisca del patrimonio personale fino a 221 milioni di euro, più una provvisionale per le parti civili, comprese Banca d'Italia e Consob. Sono circa le 16 quando il giudice di Treviso Umberto Donà pronuncia la sentenza che chiude il primo capitolo giudiziario relativo al crack di Veneto Banca. Sul banco degli imputati solo lui, Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato dell'Istituto di Montebelluna, presente al mattino per le repliche, assenta al pomeriggio al momento della pronuncia. Prescritto il reato di aggiotaggio, nel dicembre 2021 rimanevano in piedi le accuse di falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Sullo sfondo 10 mesi di processo, 26 udienze, 150 testimoni, un super lavoro per procura e difesa, con la prima che aveva chiesto 6 anni di reclusione, la seconda invece la soluzione con formula piena, in mezzo le richieste delle parti civili per un ammontare di 100 milioni di euro. È una soddisfazione professionale, insomma, perché sostanzialmente il Tribunale ha avallato la nostra impostazione accusatoria in toto, perché a parte il reato di aggiotaggio che sapevamo essere prescritto, c'è stata la condanna per tutti gli altri reati. Restano da leggere le motivazioni e da capire i contorni della confisca. Ovviamente noi come pubblica accusa non avevamo chiesto questo provvedimento e dobbiamo capire, insomma, capiremo dalle motivazioni della sentenza come ha ragionato il Tribunale. Per la difesa intanto la strada tracciata è quella dell'appello, con la probabilità alta, forse già una certezza, che possa prescriversi nelle more del secondo grado anche il reato di falso in prospetto. Questa intanto la reazione dell'avvocato Costabile. La sanzione così bassa, entro i 4 anni, che assume, dicevo prima ai vostri colleghi, un significato particolarmente particolare, diciamo, per noi tecnici, perché è una sanzione che non comporta, diciamo, l'esecuzione di un certo tipo, potrebbe essere la soluzione di compromesso. Naturalmente non ci appaga, ecco. Sicuramente in appello riusciremo a ottenere qualche soddisfazione in più.